sappiamo né dove né quando sia cominciata la trasformazione dell'andatura dell'uomo da quadrupede a bipede. La colonna vertebrale umana si è in parte adattata al cambiamento. Le vertebre inferiori sono diventate più grandi, la colonna si è incurvata un poco per impedire la perdita dell'equilibrio. Anche il bacino dell'uomo ha un diametro maggiore rispetto a quello di un quadrupede, per favorire la postura eretta, l'andatura bipede, e anche perché deve sopportare interamente il peso dei visceri contenuti nell'addome. Grazie a queste modificazioni, oggi il nostro sguardo può spingersi più lontano e le nostre mani sono libere di manipolare gli oggetti. Dai loro scheletri, e in particolare dalla dentatura, si è capito quale fosse la loro alimentazione. Si nutrivano probabilmente di frutti, tuberi e bacche. La loro dentatura infatti non mostra i forti canini tipici dei carnivori e neppure i potenti molari dei mangiatori di granaglie. È una dentatura da onnivori, come la nostra. Ed è ragionevole pensare che questi australopiteci, come fanno gli scimpanzé oggi, si alimentassero saltuariamente anche con della carne, non disdegnando magari qualche boccone trovato nella savana. La carne, ricca di proteine, può aver giocato un ruolo importante per la successiva evoluzione, quando i discendenti di questi ominidi si trasformarono in cacciatori sempre più abili e ben organizzati, grazie ad uno sviluppo crescente del cervello. Uno sviluppo cerebrale, del resto, era già visibile negli australopiteci e si traduceva in comportamenti sociali più ricchi. E abbiamo fatto raccogliere in questa stanza, su questo tavolo, alcuni dei reperti più significativi. Eccoli. Il più famoso, senza dubbio, è questo qui. Questo è il cranio più completo che sia mai stato trovato nella caverna di Sterfontein e al mondo è tra i più completi. È il cranio dell'Australopithecus africanus vissuto 2 milioni e mezzo di anni fa e fa una certa emozione trovarsi così di fronte a questo reperto, perché per la paleontologia umana questo